Agrigento il servizio di raccolta differenziata, la riattivazione della discarica di Siculiana, favorita dalla percentuale della differenziata d'Agrigento che è attualmente al 40%. E le ultime novità. Ascoltiamo l'assessore comunale all'ambiente di Agrigento, Nello Amel, ad inizio di una nuova settimana di lavoro. Sì, inizia una nuova settimana. Abbiamo profuso un buon impegno. C'è stata la festa del mandorlo in fiore che in qualche modo ci ha impegnato parecchio dal punto di vista dell'affluenza delle persone, che hanno creato anche problematiche di spazzatura. E in qualche modo abbiamo affrontato e gestito, abbiamo presentato una città che nelle parti dove erano più direttamente interessati i flussi turistici ha dato un'immagine abbastanza positiva, tranne qualche piccolo incidente di percorso che tra l'altro non è stato causato da disservizi ma soltanto da sempre inciviltà da parte anche di alcuni commercianti che hanno lasciato esposti i sacchi o bidoni. Questa settimana noi cercheremo di portare ormai a sintesi tutte quelle che sono le situazioni della differenziata. Stiamo ormai consolidando i percorsi, abbiamo visto quali sono i punti di crisi, dove per esempio c'è la difficoltà a raccogliere i mastelli, le scale, tutto quello che c'era, e stiamo cercando di riorganizzare. Ci vuole un po' di impegno per fare questo perché è abbastanza complicato e difficile, però abbiamo inquadrato i problemi. Adesso per esempio cureremo la sistemazione di situazioni quali il mercatino del venerdì, dove c'è una bolgia invernale alla fine. Ognuno avrà il suo posto e il suo numero per poter depositare i sacchi della spazzatura. Se non li deposita gli verrà sospesa per un certo periodo di tempo con la possibilità di vendere delle cose nel mercato. E così pure i fruttivendoli del mercato dovranno conferire l'umido in maniera ordinata, perché ci provocano un sacco di danni dal punto di vista dei costi per quanto riguarda il conferimento in discarica dell'umido, che è una merce preziosa che però siamo costretti a portare nell'indifferenziato proprio per il disordine come viene gestito. Cercheremo di riorganizzare ancora meglio le isole ecologiche. Chiedo scusa agli asili nido, alle famiglie che hanno malati con pannoloni, perché questa settimana, a causa dell'invasione delle baracche che ha murato letteralmente l'isola ecologica, non sono stati in grado di poter depositare i pannolini e i pannoloni. Da domani si riapre e quindi il servizio riprenderà in maniera puntuale e precisa. Ora cercheremo anche di riorganizzare lo spazzamento e lo scerbamento. Cercheremo di recuperare un po' di personale che era stato dirottato sulla raccolta per fare in modo di rendere anche questo servizio in modo ordinato e cercando questa volta di agevolare meglio le parti periferiche della città che sono state un poco trascurate. Sulla discarica di Siculiana, notizie positive. Sì, finalmente è arrivata l'ordinanza da parte del Presidente della Regione che dà la possibilità di riaprire con prescrizioni molto rigorose la discarica di Siculiana. Tra queste prescrizioni c'è anche la prospettiva che si potrà conferire solo il 70% dell'indifferenziato, quindi chi non fa la raccolta differenziata o chi non ha raggiunto percentuali superiori al 30% si troverà sicuramente in grandi difficoltà. Noi fortunatamente abbiamo quasi il 40% e quindi non abbiamo questo tipo di problema, e questo proprio perché abbiamo avviato la differenziata, perché la gente differenzia, perché la plastica, la carta, il cartone, il vetro viene riutilizzato, ci guadagniamo e non paghiamo la discarica.